Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Io non posso parlare forte perché è tardi, ma siamo in Super League, ho cambiato sia il nome che il logo e siamo contro la Norvegia dopo la super vittoria col Brasile. Siamo col microfono col Blue Yeti, dai, speriamo di sentire bene lo stesso nonostante la voce bassa. Ok, allora. Siamo contro i giganti della Norvegia. Ok. Contro la maledetta di USA 94. Ora qua io proverei. Andiamo con il trio delle meraviglie. Ok. Gattuso, qua abbiamo Paolone che non è in forma. Proviamo Bergomi. Riva lo cazziamo nel secondo tempo. Albertini per Mancini. E c'è gente stanca. Non particolarmente. Dai ragazzi, andiamo con il logo nuovo e il nome della competizione nuovo. E godo. Dopo di questo ci sarà la Superlega con le squadre di club e poi forse magari una Master League, ne so, mi piacerebbe giocare col Verona di record. Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Vai, le condizioni atmosferiche al contrario non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Perfetto, sono contento. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura che dopo la vittoria col Brasile voglio che sta pronti per Norvegia da fare assolutamente. Sono fondamentali ha già dato il via alle forti, ma non tra le più forti assolutamente. Adesso c'è Holland, Auge, Berge, lungo passaggio in avanti, Berge, Odegaard, comunque la squadra c'è. Vai Totti, Francescone, bravissimo. Vai Totti. Mamma Totti. Che parata! Che tiro di Cecco, ragazzi. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Auge. Pirlo. Tentativo in avanti, sbaglia, lungo. Pirlo. Fuori gioco, niente. Dorme Bergomi e poi recupera bene. Bravo Beppe. Albertini lancia molto bene Cecco, ma Cecco non ci arriva. Auge, Pirlo, grande Pirlo, veneziano, niente. All'esami. Dai ragazzi, ci può battere la Norvegia. C'è la palla lunga in avanti. Abbiamo battuto il Brasile al Maracanã 4-1. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pirlo, Totti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Francuzzo c'è. Odegaard. Passaggio sulla destra. Vince il duello fisico. Un altro che devo creare è Tore. Prova a partire in velocità. Tenta Filippo Inzaghi. Dai Pippo. All'esame. Di forza. C'è il lancio lungo. Grande Andrea, dai Andrea. Detta i tempi Andrea. Albertini. Pirlo. Totti. Palla geniale. Pippo. Ha dato un grande contributo alla squadra. Mamma mia. Albertini. Sbaglia tutto Demetrio. Non può essere certo felice di questo passaggio. Sbaglia tutto il piccolo Demetrio. Selnes va a avanzare l'azione con il lancio lungo. A segnare, questo è grave. Gioca con un pallone lungo. Zambrottino. E Guardalini ha alzato la bandierina e fuori gioco. Nesta a te. Gattusino per Zambrotta. Zambro per Veneziano. E Veneziano si libera bene. Ah, peccato.
Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Anthony Baresi si fa superare da Haaland. Non ci credo, Haaland supera Baresi così. Conclusione. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Bergomi. Albertini. Pippo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pippo non riesce a fare un cazzo oggi. Lungo pallone in avanti. Piano, ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Totti. Veneziano. Vede Pippo. La butta via e fa respirare la difesa. Albertini sul pallone. Totti. Vede Gattuso. Veneziano fuori gioco. Con l'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. Il portiere la calcia lontano. Stiamo dominando, ma non siamo concreti, non riusciamo a fare un'azione degna di nota. Ci manca sempre l'ultimo passaggio. Niente, finisce il primo tempo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salvo. Oggi niente di che, mettiamo Riva. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Dai raga, bisogna fare i 3 punti, facciamo se squadre. Speriamo che questo secondo tempo non serve niente vincere grandi emozioni. Il Brasile. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Nesta, lo spazio svetta molto bene, ma recupera. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Attenzione Aughe. Cerca l'uomo là davanti. Mi aspetta Aughe. E passa. Mamma mia, Aughe per poco. Intervento al limite, ma mi è sembrato Pirlo. Albertini. Beh, Riva. Gigi Riva la sbaglia. Appoggia il pallone largo bravo con eleganza. Rivera. Veneziano. Pallone comodo per sbaglia il completamente. Dobbiamo buttarcela. No, è presto, dai, se prendere il gol e basta. Grande Rivera. Rivera vede Riva perfettamente. Riva. E gol di Riva. Sì, cazzo. Ed è il primo gol della gara. Ma grandissimo l'assist di Rivera. Assist geniale. Gli avversari sono stati felicissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Assist magistrale. E Gigi Riva la piazza. Scusate se non posso urlare che si spezza l'equilibrio dell'incontro. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mamma mia che geniale l'assist di Rivera. Riva. Veneziano. Sembra che l'allenatore abbia scelto occasione da rete. Peccato. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Che buona Italia anche oggi. C'è fallo. Ma dove? Guarda che culo. Può provare. Mamma mia. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. È uno che non si fa mai pregare quando per poco Haaland ci puniva. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Ultimo cambio, togliamo Andrea Pirlo e mettiamo Dino Balci. Vai Dino. Ottima pressione. Bravo Bergomi. Inizio difficile, ma poi Bergomi si è ripreso la grande. Demetrio. La gioca a sinistra. Bello Demetrio. Bellissima azione italiana. Vai Bergomi. Veneziano di testa no. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. L'Italia ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Nesta. Svetta la grande Nesta. Riva, Gigi Riva. Mamma mia, Riva leggermente devastante oggi. Ancora Riva. Ancora decisiva.
Qua sbaglia. Gattuso e Zambrotta, ma è roba nostra, roba nostra, roba nostra. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. L'appoggio sulla fascia. Per Zambro. Zambro si invola verso la gloria eterna. Zambro. Ecco il traversone. Scodelle. No. Brutto contropiede questo. Cercano l'azione veloce. La mette sulla sinistra. Cerca il passaggio profondo. Grande Franco. Pericolo. Bergomi distrutto. A questo punto del match non possono restare nella loro metà Brutto campo, regalo devono di proporsi in Bergomi. avanti, pur senza Ma sbilanciarsi recupera troppo. Demetrio, la riperde. Cross in mezzo. Ottimo. Intercetta il passaggio. Buttala via. Non ci credo. Conclusione. Ha segnato. Ma dai. E la Norvegia è riuscita a pareggiare. Sul Era difficile rimpallo. fare meglio, un tiro perfetto. Ole Gunnar Ha impattato Solskjaer. il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai Perdiamo potuto 3 punti arrivare. d'oro oggi, Immeritati, è il primo Si vero tiro. ricomincia da una situazione di parità. Questo gol darà loro una grande spinta. Dai, E se Bergomi. adesso provassero a vincere la partita? Attenzione Nesta. Dino Baggio. Per tirare. Vince. Prova a velocizzare il gioco Incredibile, con la incredibile. verticalizzazione. Furto norvegese. Tocca in avanti. Dino Baggio. Ma no, Palla Nesta. allontanata senza troppi complimenti. Attenzione, siamo tutti in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Che partita regalata proprio. E perde il duello fisico con l'avversario. Ora mi chiedo se finirà così o se Nesta. qualcuno avrà ancora energie Baresi, per provare tutti in a segnare in avanti. estremis. Baresi. Fallo. Non ci credo, non puoi non darmelo. E finisce qua. Eccolo il triplice fischio. Che il furto, fischio che mamma determina mia. la fine della gara. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita... Furto atroce purtroppo. 11 punti, la Germania più 6. La Norvegia comunque 13 punti, Porca miseria. Oh, la Svezia. Nordland, che spommi, la Svezia è forte, Perché sono tutte forti qua, però. Andiamo con la bianca. 3 punti clamorosamente persi. Vieri in forma, proviamo con col Cume, Rivera ha giocato bene. Dino Baggio mi è piaciuto. Maldini ancora ai box. Mettiamo Pagliuca. La voglio provare Scirea. Capitano Rivera. Vai. È dura, siamo meno 6, però sono tante squadre, tutte forti. Non c'è una squadra scarsa. Qua poteva fare 3 punti, ma li abbiamo persi per un rimpallo. Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui. Dai ragazzi. Che, come potete sentire dai cori di incitamento, sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la le differenza. piccole che sono sempre Speriamo quindi forti. che il calcio Sono quelle un po' giocato meno forti, faccia vinciamo onore meno. al Vai loro Veneziano. entusiasmo. Per Vieri. Che complesso magnifico. Vieri diamo È l'ultima sicuramente occasione a un valore Bobo, aggiunto perché allo mi ha rotto i spettacolo che ci coglioni. attende sul Rivera. rettangolo di gioco. Mamma mia. Nel frattempo la gara è iniziata. Grande parlato di Ravelli. Luca, secondo te chi può fare la C'è differenza Ravelli, oggi? vero? Zlatan Ibrahimovic, chi altri? Sì. Non ci sono più aggettivi per questo giocatore. Sembra non avere No, punti deboli, ma è che un pirla. attaccante perfetto. Sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. La Svezia al centrocampo, un attacco devastante, Brutto errore di Lidolm. Ma Vieri è proprio scarso, però, Vieri non Arriva c'è. Ibrahimovic, eccolo. Cercano l'azione veloce. Tocco morbido. Attenzione Norda, il pompierone svedese. Grande Bergomi. Peccato perché si era venuto a creare Grande un'occasione Beppe. interessante. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Vieri, dai Vieri, scattati Bobo. Vieri! Mamma mia. Splendida reazione del portiere!
Nordal è il giocatore che ha fatto più gol con la maglia del Milan. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Vieri non è veloce, però cazzo, Vieri contro Ibra, bella. Ibrahimovic recupera un buon pallone, manco fosse un 2004, difensore. Che Vieri è La saltato generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Grande Rivera che recupera, che fa Gianni, però Vieri! Il portiere si oppone. La squadra c'è, però. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma Pirlo. e ha reagito. Vieri, bella incornata, Dino Baggio. Ci prova. Tira. È grande Dino, secondo gol. Contro le Scandinave segna sempre Dino Baggio. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Bravo Male Dino. la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Bisogna stare attenti, però non possiamo permetterci di non vincere neanche questa. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cerca la profondità. Roba nostra. E sarà rimessa con le mani. Non cercare di fare subito il secondo. Comunque Rivera, ragazzi, mamma mia. Quando Rivera è in forma sono dolori per gli altri, Vieri. Vieri, perfetto. Per il Mancio, col Mancio è delusione. Vieri. Che stop di merda. E quindi di 1-0. La Svezia ha un'impostazione di gioco ben precisa Fa che piacere. cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai Dino ragione, e Baggio, cercano quando di gioca, sfruttare tutta l'ampiezza del segna campo poi, per cioè, disunire la difesa avversaria. si è fatto 2 o 3 partite, 2 gol, partendo dalle fasce con i incredibile. cross. Bravo Nesta. Dino Era Baggio. lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Vieri. Molto lento, però di fisico tiene, bravo Vieri. Rivera. Gianni, vai Gianni. Con il suo marcatore. Bravo Gianni. Veneziano si gira perfettamente. Vieri. Per Bergomi. Palla di nuovo verso il centro. Un intervento impeccabile. Cuba la recupera, grandissimo Cuba. Attacco strepitoso del Cuba. In ottima posizione. Mancini. Mamma il Mancio, appena detto. Una giocata perfetta. Grande Mancio, 2-0. 1-2 veramente da KO. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo Guardate difensore ha visto la cosa palla recupera. troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Attacco. Bobo. E il Mancio al volo. No, di prima. E si riparte da un netto 2-0. Grande Italia, ragazzi. Un gol determinante. Italia. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Andiamo avanti così. Lungo passaggio in avanti. Subisce fallo, guadagna calcio. Ma di dov'è il punizione. fallo? Bidom. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. Bravo Bergomi, giocalo bene Bergomi in assenza di Paolino. Zambrotta. Cerca l'uomo là davanti. Vieri anche lui buona partita per il momento, manca solo il gol che non è poco però. Zambrotta. Vogliamo il gol di Veneziano però. Fallo, niente. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ibra. Grande Bergomi. Di forza. Primo tempo che si conclude Ottimo, dunque 2-0. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità evidente. Non mi è piaciuto il Cume tanto. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Dai ragazzi, mi raccomando, la vittoria deve essere scontata. E magari fare anche un clean sheet, grazie. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Nesta la perde male, Ibra recupera Kulusevski. C'è l'opportunità per il contropiede. Occhio, può andare. Riceve il Nordal. passaggio. Mamma mia Nordal, Va a concludere.
Mamma mia. Sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Bello scatto in avanti, ma gli è mancata la lucidità al momento esce della Nordal, conclusione. entra Larsson. Scarso l'attacco svedese. Grande Dino. Se ne va. Dino Baggio, Rivera. Questa è un po' lunga. Sicuro qui l'intervento del portiere. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Zambrotta, Si libera la grande. Bravo Dino. Nesta. La C'è tira. la palla lunga, Lancia lunga ma malissimo. Brolin recupera. Cerca lo spunto. Riceve un pallone Ibra. interessante. E ancora. Grande Gigi. Si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Che sofferenza. Aia. Ed evita il gol. Mamma Buffon. Grazie Gigi. C'è Pagliuca forse in realtà. Grande Pagliuca. Come spara cagata a nastro del Piero. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ottimo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è Bobo. mancata la sensibilità Bobo nell'esecuzione fa una del cosa gesto deliziosa per Alex. E Alex fa la allarga il cagata. gioco sulle fasce. Del Piero, finale del Piero, Baggio. E Vieri, a parte questa partita un po' delusioni. Del Piero ha fatto qualcosa di buono, ma solo una La partita. qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Ci mettiamo Baggio. Mancini. Ci prova. Mamma no. Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche Grande senza Roberto. rincorsa. No. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Esce Vieri. Entra. Roby Baggio. Quarto uomo Grande mostra il Bobo. tabellone luminoso. Ha giocato bene oggi, ha fatto anche l'assist. Roberto Baggio può dare la scossa che serve ai suoi. C'è Pagliuca bisogno si sta della sua giocando. Pagliuca ha rapidità fatto per merdone mettere in oggi. difficoltà la difesa. Vorrei un clean sheet, grazie. Zambrotta. Gioca una palla lunga. Roby. Sulla destra. No, Del Piero no. Granqvist. Che la perde. Questo errore potrebbe Bravo essere Baggio, questa è una gran cosa. Alex. Bellissimo Alex per Dino. Bella parata. Porca miseria. E potevano portarsi sul 3-0. Qui Inserimenti avrebbe di Dino potuto Baggio. chiudere il discorso. Sarebbe Pirlo. stato impossibile rimontare 3 gol. Prova la conclusione. Ah, peccato. E questa era veramente una grande occasione. Andiamo a casa ragazzi, andiamo a casa con i 3 punti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a cambiare la Occhio, situazione con una Alanson. giocata in avanti. Grande, Ottima pressione grande la sua. Italia. Palla recuperata. Italia impeccabile oggi. Ibrahimovic. Voglio il clean sheet, però lo pretendo ormai. Rivera. Stanchissimo Rivera. Scodella in avanti. Alex. Pericolo. Ah, peccato. Finalizzazione decisamente infelice. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non Che dominio irresistibile. però, che dominio oggi. Una squadra comunque forte. Tentativo di allungare il gioco. Aia, E lì può segnare. molto bene. C'è Roberto Baggio. Vai, Bella Roby qua azione fa un sulla numeraccio, versione sinistra. Rivera. Rivera bellissimo Palla in per avanti, Alex. Dai Alex, bloccati Alex. Cerca lo tenta la splendida reazione del portiere. E toglie la palla dalla zona rossa. Che assist di Rivera però. Baggio. Roberto Baggio raccoglie un passaggio dalle retrovie. Bello. Ha la Alex. possibilità di andare Alex. verso la porta. Numero di Deve Alex. tirare. Mamma mia. E il portiere dice di no. Che Italia signori, che Che Italia. salvataggio da parte del portiere. Direi che il Pirlo. portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così.
Rivera di tacco, proprio una cosa impossibile. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Ottimo clean sheet. Dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Giocatori al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là dei risultati. Ottima Italia. La Germania le vince tutte, ragazzi. Noi siamo quarti, ma la Germania è in fuga, non è persa neanche una. Norvegia e Danimarca seconde e terze, ragazzi, con tutte queste squadre. Il Brasile in caduta libera. Un calcio curioso. Italia, Francia. Mamma mia, questa è brutta. Questa è brutta. Siamo noi in casa. C'è Magic Mike anche, ragazzi, che squadra. Ginola, Fontaine, Zidane, mamma mia. Hanno in panchina Henry, Chion, Platini. Scarsa anche la Francia. Benissimo. Per Chiré, per Baresi che è ancora un po' acciaccato. Oh, Del Pierino in forma. Io lo metto. Maldini facciamolo tornare. E vabbè, e direi di andare così. Vai. Ultima partita per oggi, ne facciamo solo 3, se no diventa troppo lungo il video. La domanda che ci stiamo ponendo è: pioverà o non pioverà? Questa indecisione riguarda un po' tutti. Sono preoccupato. Che si sono presentati. Dai, bisogna battere la Francia assolutamente. Sfidandole in certe condizioni meteo. Gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo al meglio, e anche te, Luca, magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Ginola versione Premier che non se la fate i capelli con colpi di sole. Veneziano per Alex. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Mamma mia, numeraccio di Alex, ma Rivera non lo capisce, zio. Che la partita è già cominciata. Magic Mike. Ciao, Magic. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Se devo scegliere un giocatore dico Gianluigi Buffon. Non ha bisogno di presentazioni. Bravo, Scire, grande, Scire, poi la perdersi. Dai, sulla cresta dell'onda fin da giovanissimo e un grande trascinatore. Immagino. Non posso che essere d'accordo strepitoso per la Svezia. Maldini, Veneziano recupera. Il suo intervento difensivo non si è fatto superare. Vai Alex. Duran riconquista la palla. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La difesa dell'Italia è più forte di tutte le squadre, però. Ottima incursione per via centrale. Ma è da solo. Rivera. Recupera il pallone scivolata. Del Piero fa una cosa senza senso. Veneziano punisce subito. E c'è il colpo d'Italia. Prima rete per l'Italia. Grande Cume. Ma Del Piero strepitoso. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Abbiamo degli assist man devastanti comunque. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. E il Cume l'ha messo. La Francia sta tenendo alte entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile. Alessandrino, vai Alessandrino. Il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Mendy. Un solo gol a referto. Molto bene Gatto. E Gatto, vede Veneziano. Veneziano vuole la doppietta. Attenzione, qui deve tirare. Mamma. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Cosa mi sono mangiato? Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Rafael Varane. Mendy. Cambio di fronte. Makelele. La gioca sulla destra. Rimessa in gioco dunque. Rimessa per noi, cioè per la Francia. Stiamo attenti raga che sono i campioni loro. Aia, anche loro. Combinare qualcosa se hai così pochi uomini in area pronti a ricevere il cross. Gattuso come Maradona. Ah, Veneziano è impazzito. Il Cume è impazzito. Ci prova. Non ci credo, però si è mangiato. Pessima esecuzione. Ha cercato di sfruttare l'elemento sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. Mi sto mangiando di quei gol, però, signori.
Lungo passaggio in avanti. Pallone alto nello spazio. Mamma mia. Oh, c'ho Gino là. Prova a tirare. Bella parata. Salva la sua porta. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Cross di Zizou. Sceglie di battere corto. Quindi meno male che non ho convocato Materazzi, se non sai che cazzo. Zidane. Ottimo dribbling. Zidane la mette in mezzo. Roba nostra, roba nostra. Intercetta il passaggio, pericolo. Gattuso. No. Un palo favorevole purtroppo no. Pogba. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Roba nostra, sì. Sarebbe di fondamentale importanza vincere anche questa, Mamma mia che stop di Veneziano, signori. Del Piero per il Mancio che sta cominciando anche lui a carburare. Il Mancio. No. Sicuro qui l'intervento del portiere. Errore gratuito qua. Makelele. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla a Zidane. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Vai Mancio, vai Mancio. Prova a verticalizzare. Cercano l'azione veloce. La gioca in profondità. Questa era un po' impossibile. Varane riprende il possesso. 1-0 Veneziano. La messa. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, la partita è ancora lunga. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Sono costretti a inseguire, ma hanno il potenziale per ribaltare il risultato. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. Vai. L'Italia ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Ragazzi, ha cambiato le carte spacchiamo in sti tavola. francesi. Adesso ci si attende I una gara cugini più aperta sfigati. e speriamo divertente. Grande Paolo. CDB era ben posizionato e intercettato il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Gli freghiamo sta palla, Tocco niente da prudente fare. al portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. In difesa comunque siamo fenomenali, possiamo anche prendere gol, ma CDB. veramente siamo uno squadrone. Pogba. Lo sappiamo, l'Italia maestra La chiaramente. Francia deve Una ringraziare il volta. proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Sì, Paolo. ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava, è stato molto coraggioso e il suo coraggio alla fine ha pagato. Grande qua Pirlo. Intervento Totti. duro ma corretto. Riva. Veneziano la dà benissimo E trova Riva. il compagno. Vai Riva, vai Gigione, vai Gigione. Se ne va. Mancini. Pirlo. Per Gattusino. Gattusino. Zambrottino. Cerca il compagno in area. Sbaglia qua Zambro. Libera al momento giusto. Prova la verticalizzazione. Questo è brutto. Fontaine di solito implacabile. È da solo. Infatti. La conclusione. La Gol sfera di in Fontaine. porta. Ha Che gol di finalizzato alla merda. perfezione questo 1 contro 1. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. 1-1. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Perfetta parità dunque. Pirlo. Equilibrio e spettacolo. Totti. Credo che ci divertiremo Totti. ancora molto. Riva. Bel tiro. Non ci credo. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene. ma La quando meritiamo sembrava noi, fatta, ma ha non riusciamo a sbagliato. segnare. Veneziano è molto stanco, entra super Pippo Inzaghi. Scodella in avanti. Thuram. Si poteva mettere Paolo nel capitano, ma chi se ne frega, devo vincere. Pavard. Cerca lo spunto. per Bravo la forma. Zambro. Veneziano, Bel ultimo pallone. pallone, poi buono per la sua esce iniziativa offensiva. Zambro, niente. Stiamo buttando via altri 3 punti, Rafael incredibile. Varane. Questa errore potrebbe essergli fatale. Dai, non puoi buttarmelo Stringe fuori. l'avversario a fallo.
Dai, non per i coglioni. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dai che è entrato Pippo mio. Ora non può più permettersi Totti, di roba fare falli nostra. azzardati se non Sbaglia vuole di testa beccarsi un Totti. cartellino. Deve fare molta attenzione. Kanté. Vai Gattuso. Pavard. Disei si fa vedere per ricevere. Zidane. Zidane. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo. Molto e si è messo in bene. mezzo. Vai Paolone. La mette in avanti. Arriva Francesco. È davvero una bella serie di passaggi. Dai Totti. Dai Totti. Totti. Palo di Totti. Sul palo. Palo scena di Totti. Stanno correndo rischi. Solito culo francese. Occhio al tiro. Non ci credo. Palo vergognoso di Totti. Le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Un campionato ancora lunghissimo, però che cazzo. Che palo di Una Francesco. partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere. Addirittura perderla però, soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni No, Zidane. Mamma mia. Abbiamo rischiata, Zidane, la gioca corta. Pavard. Totti, prendila però. C'è la palla lunga in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a Manestra che fa gli assist anche no, però, Bravo Gatto. Filippo Inzaghi. Ma Prova la Gattuso. giocata di misura. Errore di Gatto. Attenzione, Nestor recupera. Non ci La credo. allontana con forza. Ma vaffanculo, va. E l'arbitro dice che può bastare. Partita che si chiude dunque con un pari. I tifosi hanno assistito a un bello spettacolo. Nessuno però è riuscito a prevalere. Buttiamo via vittorie su vittorie, fiori. La Germania vince ancora, ragazzi. Germania in fuga, Siamo sesti, 15 punti, non siamo messi malissimo, però il problema è che la Germania sta dominando per il momento. È 23 gol fatti, 4 subiti. Megoglioni. E la prossima è proprio Germania-Italia. Dobbiamo assolutamente vincerla. Vediamo un attimo. Classifica assist. Cross in fuga, blocco in secondo, Totti 4, Beckenbauer, Simonsen e via via tutti gli altri. Ce l'abbiamo anche noi qualcuno, perfetto. Molto bene. Classifica goals. Birov 7 gol, cazzo. Poi Veneziano 5, Riken 5. Ma la Germania è devastante. Oh, Shevchenko è arrivato con 3 gol. Bene, finalmente. Niente raga, un saluto dal comandante veneziano. Le dura. Ciao!